Dal frizzante fresco di un 5-0 interno, squadra di Donisi in testa +4 ma con una partita in più. Oggi va schiacciato forte il piede sull'acceleratore per non fare passi falsi. Dino Baggio per Roplos, buonasera dal Palacicogna. Bertoni, il tocco d'esterno su Nicolatti, anticipato del Messia con la lettura. Il Messia, prima occasione Vigo Real. Meneghello sulla sua zona di comfort va a puntare Taka. Meneghello si accentra con il sinistro. Robazza la tiene lì. Meneghello ancora a puntare Nicolatti, questa volta Meneghello vince ancora in pallo. Meneghello attraversa l'area, poi incrocia, il sinistro diventa insidioso per Robazza. Dai piedi Meneghello le azioni offensive del Vigo Real che adesso si accende, supera così Leandrigno, il tocco da Bongu che poi scarica per Frison. Robazza la tiene, Nicoli lo guarda il Messia, Nicoli vuole un 1-2 con Panziera che poi invece si accentra, Panziera incrocia, scende De Leva con il piede. Ancora 0-0 in questo primo tempo al Palacicogna, fuori da Coppe, destro un po' smorzato, Panziera ci prova con il tacco. De Leva la trattiene per il cross di Bertoni o la conclusione verso la porta. Bertoni scende De Leva, quindi fa ripartire il contropiede. Meneghello, Zanatta, 1-2 che si chiude. Meneghello non controlla al meglio. Vigo Real già a puntare l'area avversaria con Meneghello, sulla destra c'è il numero 7 Zanatta, il tocco, il rimpallo che favorisce il destro di Zecchinello. Robazza, Meneghello pronto ad andare verso la porta, invece uno schema per Zanatta che poi perde di vista il pallone, il mancino finisce largo. Il Messia lo aspetta Nicoli, a destra Meneghello, Zanatta di tacco ancora da Meneghello, il triangolo, che azione del Vigo. Coppe, Panziera d'esterno per l'1-2 che non si chiude perché c'è Bongu su quella via, poi sbaglia in uscita Bongu, quindi Panziera al palo, Coppe sul tiro, una mischia. E alla fine la palla termina in porta, fischia il direttore di gara e assegna il gol dell'1-0 al Montello. Il gol del capitano Coppe, ci crede. Corner sul lato di destra per il Montello, Panziera si lancia dentro l'area, Leandrigno lo serve! E per Panziera un gioco da ragazzi, appoggiare questo pallone in porta. Accomoda il 21esimo gol stagionale Andrea Panziera, il gol che vale 2-0. Coppe attacca vicino a lui, Taka restituisce a Coppe, l'inserimento di Leandrigno non visto dall'altra parte. Leandrigno cerca di anticipare i tempi sul primo palo. Ricordo che sono sempre disponibili le mix card di Roploz in formato verticale. Trovate sempre le informazioni in descrizione. Ma attenzione a Meneghello, vuole l'1-2 che si chiude con Zanatta! E Meneghello fa un gol da card, un gol da incorniciare. Un grande 1-2, un'azione spettacolare della squadra di mister Walter Moro che entra così nella difesa del Montello, accorcia le distanze al Palacicogna 2-1. Panziera cerca il compagno, trova una deviazione, quindi Meneghello può ripartire. Meneghello su Leandrigno, Meneghello, Robazza non trattiene, ancora per corner, adesso il numero 10 arriva incontro a Zanatta all'1-2, di nuovo Meneghello e Zanatta come si trovano. Coppe cerca il compagno in avanti ma trova la deviazione di Zanatta, arriva Leandrigno come un treno a portare via questo pallone, Taka al centro, De Leva scende, ancora Leandrigno in area, il Montello, arretrata la palla di Taka per il numero 27 Roberto Schiavon che fa 3-1 al Palacicogna. Il Montello dopo un'azione confusa riesce, scatta verso la profondità De Luca, la palla toccata da Taka, De Luca appoggia su Zanatta, se la ritrova tra le braccia. Meneghello ci prova ancora il Vigo Real con insistenza, Meneghello una serie di finte su Taka, ancora l'1-2 tentato da Zanatta, Meneghello paratona di Robazza. Leandrigno scucchiaia per il destro al volo di Coppe, trova la deviazione di Meneghello verso la porta, l'uscita e lettura di Robazza, due volte Robazza, ora Taka al centro, Leandrigno, De Leva paratona, gli chiude lo specchio, poi rilancia a terminare. Chiama lo schema Meneghello, dentro l'area c'è Zanatta, fuori c'è Biasetton, si avvicina a Zanatta, l'1-2 tra il 7 e il 10, il sinistro di Nicoli, resta alto in una linea 3 il Vigo Real. Nicoli, palla profonda da Panziera che lascia rimbalzare, Panziera accelera, Panziera! Tutta la rapidità, l'esplosività del numero 23 Andrea Panziera che lascia scorrere questo pallone, poi buca così De Leva, doppietta di Panziera, 4-1 Montello. E il Messia Dainese, power play Vigo Real con De Luca adesso, palla al centro, arriva la deviazione di Capitan Zanatta, accorcia le distanze il Vigo Real con il suo numero 7 Zecchinello, De Luca la tiene lì, esce Coppe, Zanatta con il tacco, Dainese, Robazza, Dainese la ritocca e accorcia le distanze, 2 secondi e poco più da giocare, il gol di Dainese. L'alta messa fuori, Nicolatti ancora con la testa, Coppe la tiene lì, non c'è più tempo, tasto stop al Palacicogna, finisce ancora una volta con il brivido per il Montello, così come è successo al Palamiane venerdì scorso,
4-3 il risultato finale, la doppietta di Panziera, il gol di Coppe e Schiavon consegnano i 3 punti alla squadra di Mister Donisi che resta in testa alla classifica di C1.